Ma stavamo riflettendo su il sesso all'interno di questo film. Il fatto che quando l'amica le chiede ma perché l'hai fatto? Lei risponde perché era facile e perché mi piaceva il potere, parafrasando, no? Cioè secondo me questo è un aspetto chiave all'interno del film, perché tutti quanti i familiari e presenti al funerale la trattano come una bambina, al punto da cantarle addirittura una ninna nanna ad un certo punto, mentre lei al suo sugar daddy si era presentata come una studentessa di giurisprudenza che aveva comunque le idee molto chiare sulla sua carriera futura, e quindi secondo me questa relazione che lei aveva con quest'uomo sposato era un po' la sua chiave d'accesso a una vita che per lei era solo immaginaria, una vita in cui tutto era molto più chiaro, in cui lei era una persona più forte, più decisa, più cool, no? Will you guys just slow it down and make it funky? Tre, due, uno. Uela, amici e amiche di Gen Z, benvenuti e benvenute al primo episodio della terza stagione del podcast di Gen Z. Ho visto Seba che mi ha guardato, mi sono emozionato. Volevi dire qualcosa, Seba? Ok, no. Ok, vai strap con la presentazione di quello che faremo. Allora, abbiamo deciso di strutturare il dibattito così quest'anno. Dato che normalmente durante la discussione venivano fuori fun facts, cose, informazioni eccetera eccetera su tutto quello che stava intorno a quello che abbiamo fatto vedere, abbiamo deciso di concentrare queste cose nei primi 15 minuti della proiezione e poi di parlare liberamente a briglia sciolta di tutto quello che ci viene in mente. Quindi vi sorbirete per 15 minuti, probabilmente anche meno, se tutto va bene 3, e la presentazione che abbiamo preparato. Wow, abbiamo un nome, che bello, il film è finito. Il film è finito, è tecnicamente il nome di questo format. Sì, bellissimo, bellissimo. Quindi benvenuti a Il film è finito. Il dibattito firmato Genze, cazzo Genze, del quale abbiamo bisogno, non per 1000 motivi in realtà, anche per questioni di bando. Comunque, bando alle ciance. Seba continua a mimare una forbice, ma non sa che sarà puro, integrale, puro, esatto, non verrà tagliato nulla. Allora, andiamo avanti. Dibattito, capiamo, nel senso che noi lo chiamiamo dibattito per quelli nuovi, però non è proprio un dibattito, è più una discussione sul film, o meglio una chiacchiera. Manca una I. No. Scusate, la fretta l'ho fatto prima. Tanto non si vede. Tanto non si vede. Non si vedrà in video. Ho trovato gli spark. Cambia slide veloce, cambia slide. Ok, le regole. Che professionista in regia. Rispetto per tutti. Niente elitismo. Tutte le opinioni sono valide e si può chiedere qualsiasi cosa. Nessun problema. Comunque non è mai successo che le opinioni non sono state valide, che c'è stato elitismo e che non è stato possibile chiedere tutto. Sono d'accordo con Seba, è tutto vero. Sono tutte robe inventate, ma... Sì, esatto. Etilismo. Io non credo. Comunque, mood, birretta coi ragazzi al bar e seratina film cosa. Wow. Tranquilli. Tra l'altro sono i punti dell'elenco puntato più grandi che abbia mai visto. Cioè, non so se sono impegnato. Roba. Da telefono sembravano più piccoli, comunque, vabbè. No, bellissimi. Allora, grande strappo. Parliamo del film. Ok. Shiva Baby, una presentazione Gen Z. Gen Z. Partiamo dalle cose importanti. La regista. È una regista, è una lei. Emma Seligman, Seligman Facts, è del 95, quindi è giovanissima, è canadese, è ebrea, e qui si spiegano molte cose, insomma, ha probabilmente avuto delle esperienze dal vivo legate a, non so, magari, non so, un'autobiografia, che cazzo ne so. Vabbè, comunque ha studiato cinema a New York e in realtà tutto quello che abbiamo visto è nato originariamente come corto che lei ha portato come tesi di laurea. Cioè, assurdo.
e poi giustamente è diventato un lungometraggio e quindi è stato il suo primo film, sostanzialmente girato da Dio, secondo me, poi ne parleremo, e da giovane, non che adesso sia vecchia, per carità, ma quando era ancora più giovane gestiva un blog che non esiste più, dove faceva recensioni di film. 17 anni, uno dei film che ha recensito è stato Spring Breakers di Harmony Korine, Wow. e non mi ricordo Mai visto. com'era la recensione, perché il blog non esiste più, quindi non ho potuto visitare. Comunque ha fatto proiettare Chinatown del 1974 al suo bar mitzvah e ha dichiarato di essersene pentita. Non so altre informazioni, questo c'era scritto su IMDb. Quello è Robert De Niro col naso rotto. No, Jack Nicholson, scusate, non ci vedo più e sono ubriaco. Questa cosa viene tagliata, vero? Ma non sono in certa correlazione queste due cose. Non so, non mi sono informato sul film. Allora, il corto del 2018 è nato come tesi di laurea della regista e è la stessa attrice del film nel ruolo della protagonista, Rachel Sennott, alla quale facciamo un grandissimo applauso. Brava. Shiva. Cos'è sto Shiva? Non è quello che pensate? So che l'avete pensato. È nella tradizione ebraica un periodo di lutto, penso si sia capito dal film. E in ebraico vuol dire anche 7 e il film casualmente dura 77 minuti. No cap. Ok, forse non è casuale la cosa? O è casuale? Chiedo, non è casuale, è fatto di proposito, grazie. Non so. Analisi tecnica di Carlo A. Collanega, prego. Wow. Analisi tecnica che non c'è, che non ho preparato. No, beh, in realtà Confuso Robert De Niro con Jack Nicholson, porco cane, fai qualcosa, cazzo. in realtà il film tecnicamente è abbastanza, come dire, semplice, molto lineare, il montaggio è assolutamente cronologico, i fatti si susseguono l'uno dietro l'altro e c'è un pedinamento della protagonista con la macchina da presa sostanzialmente, quindi diciamo che quello che è interessante nel film è la sceneggiatura, chiaramente la sceneggiatura e gli interpreti secondo me che la sorreggono, quindi lì è il valore del film, diciamo. Poi tecnicamente è chiaro che ci sono delle cose come dire piuttosto caratteristiche, nel senso che è una commedia, sì, è una commedia ebraica, è una commedia un po' sul senso di colpa, un po' sul complesso di inferiorità, un po' su tante cose del essere di cultura ebraica e il film è un martellamento, è una sorta di calvario che sembra anche quasi voluto, quindi drammaturgicamente a un certo punto ci si chiede ma quando finirà di subire e si renderà conto che in realtà il fatto di tenere nascosta questa relazione funziona nei due sensi, cioè perché anche lui, diciamolo, è scoperto rispetto a questa cosa e il film chiaramente si gioca sulla suspense, quindi l'elemento è questo, cioè il fatto di essere di seguire pedissequamente il personaggio dall'inizio alla fine. C'è solo un intervento esterno che serve, come dire, cioè quando la ragazza in bagno scopre il telefono è l'unico momento in cui sostanzialmente ci si allontana un attimo dalla protagonista, ma per il resto è tutto filtrato dal suo sguardo e questo innesca un meccanismo di suspense che è l'altra cosa interessante a livello tecnico del film, cioè sottolineata da questa colonna sonora Klezmer, cioè un Bernard Herrmann un po' in salsa Klezmer, quindi con degli interventi un pochino cioè con questi archi che punteggiano le varie sequenze e lo spettatore è sulla graticola perché appunto si immedesima nei problemi della protagonista e quindi ecco, avendo più informazioni, esatto, di quanto, cioè poi drammaturgicamente funziona così, cioè è l'elemento della suspense è che tu sai, la suspense è proprio questo, cioè non La gente si legge tranquillamente così.
Sì. Posta poi se dobbiamo mettere sotto che Esatto. Dite qualcosa voi sulla suspense che io... beh, possiamo dire Andrea, vuoi dire qualcosa sulle o se non so se volete o se qualcuno vuole dirlo, cioè non dobbiamo dire per forza noi. Comunque è un elemento narrativo che cazzo stai leggendo? Ok. Che si basa su una disparità di informazioni, no? Cioè una disparità di conoscenze insomma, in primo luogo tra lo spettatore e personaggio, e può essere poi reso sempre più complicato tra personaggio e spettatore. Comunque c'è sempre lo spettatore di mezzo, e tu che stai guardando il film conosci qualcosa in più delle persone che vedi sullo schermo e avverti la sensazione che qualcosa sta per succedere, e quindi no, questo è l'elemento che ti muove magari qualcosa, no? Qualche emozione, perché è appunto qualcosa che loro non sanno. Ecco, questo è... Adesso non so chi forse, vabbè, insomma, c'è un miliardo di esempi, ci sono, comunque è questo. Spero di essere stato chiaro. La suspense. Fun acts a parte, vi è piaciuto il film? Sì. Come? Scusa, è finita la presentazione? È finita. Ok. Possiamo fare un applauso A chi l'ha all'attore? fatta la presentazione? Ma io non so di cosa stai parlando, non so io. Allora, il film è piaciuto generalmente, quindi grazie Luca che... Oh. Io non so come funziona a livello tecnico tutto ciò. Beh, Luca di solito che se ne occupa. Un applauso a Luca Antonello. La locandina, scritta da Silvia, che è lì. Il film è piaciuto. Ho visto qualche risposta entusiasta così. Quindi Possiamo... Ok, sì. Stavo dicendo, ho visto già qualche persona che se ne sta già andando via, vuol dire che il dibattito sta andando bene. Cioè, siamo... La missione del Il solito. ad insultare di minoranze. No, ok, in qualunque momento voi vogliate dire qualcosa, potete farlo, alzate la mano, vediamo un microfono o non microfono e fate. Dicevi Silvia di fare un sondaggio per Ti è capire. piaciuto per alzata di mano? un Raga, successo. questo Damn. è il Wow. nostro successo. Wow, non ho capito, abbiamo pagato? Li abbiamo pagati? Magari. E invece non è... ma allora è interessante sapere, cioè, quali siano le motivazioni di chi, delle persone a cui non è piaciuto o non ha convinto. Ben detto. Cioè, ci Ok. sono. Ben Ci quindi, sono, dici? non lo so, se qualcuno le vuole dire... Qualcuno vuole... Thomas ha visto una Poi- versione ridotta di Shiva Boy. No, ok. È 77. Così. IMDb dà, IMDb toglie. Esatto. Ha messo i titoli di coda. Comunque noi di solito possiamo... Adesso non so se cosa volevi fare tu, ma o facciamo uno scambio di opinioni Io abbasserei ok. un po' le luci. Oppure noi possiamo parlare, cioè Ok, dire sì. solite cazzate. Vai. Francesco, vai. Sì, grazie. No, praticamente io avevo in mente di raccontare un aneddoto, poi mi è arrivata la notizia di Spotify, quindi non posso più dirlo, perché magari poteva essere troppo controverso. Ma Cioè, comunque si può raccontare. Siamo qui. Fino entro certi limiti. Entro i certi limiti della moralità. non so, non mi è mai successo niente a matrimoni, funerali, niente di niente. È stato tutto, ero triste ai funerali, ero felice ai matrimoni, quindi è andato tutto nella norma. Il contrario può avvenire comunque. Nel senso... Grazie a Dio non è successo. E niente, io quindi volevo fare un commento sull'aspetto tecnico, perché quando si inquadra Daniel, le persone sullo sfondo sono sempre sfocate, sono deformate anche in alcuni punti. E quindi mi chiedevo se qualcuno di voi aveva notato qualcosa a livello artistico che potrei non aver notato io, del tipo secondo voi come è stata rappresentata l'ansia
l'ansia sociale che si può generare un evento appunto sociale di massa in un ambiente del genere, che può essere appunto un lutto o un matrimonio o un funerale, un cineforum come questo, esatto. E non so, avete mai avuto esperienze del genere e secondo voi è stato rappresentato in maniera corretta? Cioè vi ha dato delle sensazioni anche a voi di disagio, di imbarazzo, così, forse più o meno come su quello che sto provando io adesso? Poteva starci, dai. La prima volta che sono qui è bello vedervi tutti quanti. No, seconda, prima volta era su Favolacce. No, prima volta. 2 anni fa. Sì, 2 anni fa con Favolacce ero qui, c'era più luce. Ora sono contento che ci sia meno luce, dai. E no, era perché ero più indietro. C'è una mano alzata là in fondo. Perfetto, grazie. Là in fondo. Quello con cui stavo parlando prima, tra l'altro. Beh, penso che... Piacere Marco. Piacere. Beh, penso, almeno questa è la mia idea, che... Perché tu non bevi da 15 minuti, tipo. Guarda, è già la seconda birra, quindi Sbagliato. se si può dire. Sì. Beh, secondo me questo film rappresenta, a parere mio, la vita di tutti quanti, ovvero qualcuno tra i presenti avrà detto una menzogna talmente grande da avere la paura che qualcuno la scopri. Almeno io l'ho provata e mi sono sentito coinvolto pesantemente in questo film. Si può sapere qual è? Vabbè, chiedo. È troppo privata, è troppo privata. Però sì, è una bella... È scottante, però... Io ho provato, insomma. No, però penso che io non sia l'unico in questa sala a aver provato questo tipo di sensazioni, e quindi passo la parola a chi come me ha provato questo tipo di sensazioni, se le ha provate, e se non le ha provate non so cosa ha visto in questo film. Finito. Col gomito per grazie. C'è qualcuno che vuole ancora dire qualcosa? Timidoni. Tappa questo momento buco di qualcosa. Devo dire qualcosa, ok. Non so se si possa parlare d'ansia, cioè, in quello che sto per dire allo stesso livello, no? Però, cioè, il grado, e questo, cioè, lo dico spesso, lo tiro fuori ogni volta che ce n'è occasione, e questa è un'altra occasione in cui poterlo tirare fuori davanti ad un pubblico, la sensazione più alta d'ansia che abbia mai provato, non so se sia così anche per voi, non lo so, ditemi in caso, la sensazione più alta d'ansia mai provata in vita mia è stata l'esame teorico della patente di guida, patente B, quella che hanno tutti e tutte, credo. Cioè, lì è stato l'apice, penso, cioè, di ansia. Ok, è un'ansia diversa, per carità, metto le mani avanti. Ok. Ma, cioè, quel senso d'opprimenza, no? Cioè, è incredibile, non lo so, cioè, di malessere. Ok, qua è un'ansia veramente diversa. Qua è un'ansia, cioè, da chi non ha quei parenti, quelle persone che gravitano attorno alla propria vita, che dicono, ma il fidanzatino, ma la fidanzatina... Cioè, sempre con questo appellativo ina, come se fosse uno gnomo, una gnoma, cioè, bro, nel senso, avevamo 20 anni, però, ok, cioè, sì, no, appunto, cioè, tra le altre cose, cioè, questo è peso, non lo so, perché è sempre, non lo so, cioè, adesso, stando un attimo un po' più seri, lasciando perdere le patenti B, fortunatamente presa 3 anni fa, ormai 4, cioè, anche io mi sono trovato molto in quello che dici tu, Marco, perché... Anche in questo film ho pensato una cosa, ma magari la approfondiamo dopo, magari no, ossia che è un film molto contemporaneo, secondo me questo, cioè usa molti espedienti tipici dell'epoca di cui è figlio questo film, cioè gli smartphone, l'idea, no, di un'identità magari più liquida, meno stabile magari, che in film di altri tempi, magari con altri temi, non sarebbe stato così rilevante. Anche l'occhio che ha questa regista anche nel suo film successivo, nel secondo lungometraggio, che è uscito di recente ed è su Prime, se non sbaglio, si chiama Bottoms. Secondo me, personalmente, se volessi instaurare un rapporto di collaborazione, noi siamo... Cioè, assolutamente... No, capirete che siamo arrivati il giorno in cui faremo una marchetta di NordVPN, ma non è ancora quello il giorno, ve l'assicuriamo.
Film, dicevo, Bottoms, che secondo me è molto meno riuscito rispetto a questo. Cioè, lei ha fatto 2 lungometraggi, forse in lavorazione di un terzo, questo per me è quello suo più riuscito di 2. Però anche in quel tema lì si riscontrano echi, ci sono affinità tematiche e anche a livello di, come dire, posizionarsi nel mondo, di realizzazione di sé, di temi comunque molto giovanili, però un po' sempre attuali, un po' sempre contemporanei, secondo me. Li riprende e dicevo, in questo film, secondo me, e questo era il punto che volevo dire, e sapere anche un po' la vostra, sul quale mi rivedo e dico, sono io? Cioè, sono veramente io? Quando ci sono quelle chiacchiere, quelle small talks, in cui la gente parla a casaccio e ti fa quelle domande a cui non è minimamente interessato o interessata. Cioè, non so voi, se voi siate queste persone o se vi sorbiate queste sequere di domande inutili. Ma anch'io stesso, nonostante le detesti, a volte sono fautore di queste boiate che escono fuori. Però una è questo, che è il fidanzatino e la fidanzatina, classico, ok? Ma la seconda, e sono sicuro che tutti e tutte voi l'avete sentita almeno 20 volte nell'arco di una settimana, è tipo la domanda: come va con l'università? Queste domande qua che sono autoconclusive, che non portano a niente, cioè, e al lavoro come va? Cioè, quando non sai neanche che lavoro faccia l'altra persona. Cioè, esatto, ma allora quella cosa lì dei film come sta andando? Cioè, capito? Come se tu fossi l'industria italiana, cioè che decidi cosa va e cosa non va. Cioè, niente. All'università, cioè, come va Come va, l'università come va l'università italiana? Cioè, piacere, ministro della cultura, cioè della ricerca sono io, cioè, non lo so, volevo... era un momento sfogo, non me ne vogliate. Siamo alla terza stagione, siamo tutti sbottonati. Vai, scusa, vai Sabina. Vai. Scusate, magari dirò una castroneria. Scusarsi. Io con l'ansia della protagonista mi sono identificata tante volte. Secondo me, oltre anche l'ambientazione, questa casa piena di gente dappertutto, piena di cose, anche quello secondo me faceva tanto, alimentava l'ansia, come non so se sì, la folla, ma anche tutta questa casa, questa confusione di cose, magari ho detto una stupidaggine, non lo so. Era una delle roots, non esistono. Anzi. Cioè, poi visivamente è molto ben reso, perché la sensazione di essere inscatolati è dall'inizio alla fine, ma Esatto, perché sì, quello volevo dire. complemento all'analisi tecnica, cioè il film è quasi composto da piani medi e primi piani di lei, quindi in realtà siamo sempre lì. E la prospettiva intorno, come diceva giustamente Francesco, è sempre un po' confusa, è come se lei andasse e sbattesse su queste persone e la sensazione di oppressione è accresciuta da questo, quindi è proprio la versione, diciamo, magnificata di quell'inferno che tutti noi abbiamo provato una volta nella vita, ad andare, non so, a cena dai parenti. Sì. Appunto, e poi c'è la domanda di circostanza che non ha nessun tipo di profondità, nessun tipo di vera condivisione del problema, non so, come va l'università, come va il lavoro, poi non frega un cazzo a nessuno fondamentalmente. Sì, sono però domande tanto per metterti sulla graticola, a volte poi il film questo aspetto lo esagera, nel senso che a un certo punto la luce della sera, diciamo qualcosa anche sulla fotografia, diventa una luce infernale, cioè il punto di massima. Sì, e che in ebraico non saprei neanche io. Hanno 69 nomi per definire la divinità, tra cui Elohim, Hashem. Per definire l'inferno, onestamente non lo so, però probabilmente l'inferno è in terra per loro, quindi in realtà... Comunque, a proposito di quello che diceva prima Opi, sul fatto che venissero un po' rappresentate anche, diciamo, dinamiche a noi molto familiari, secondo me nel film, per esempio, si problematizzano una su tutte, diciamo, la questione delle app di incontri, il fatto che lei avesse uno sugar daddy. Cioè, a me è piaciuto che nel film questa cosa venisse presentata mostrando, come dire, tutte le criticità e i problemi che questa cosa porta con sé, cioè, perché magari nell'immaginario collettivo spesso queste cose, da app di incontri a sugar daddy a OnlyFans, magari vengono rappresentate, vengono un po' edulcorate, no? Invece nel film dimostrano e fanno vedere invece
quanto invece sia molto più, diciamo, chiaroscurale questa dimensione, no? Poi appunto sì, vorrei chiedervi per esempio voi cosa ne pensate di tutto questo. Io, vabbè, per esempio, ho una mia... ho già visto una mano alzata? Vai. In caso dopo rispondo, vai. No, a proposito di questo, io trovo interessante, cioè non è un caso che la regista sia una donna, secondo me, perché nel film si sente molto e si vede molto, perché la cosa che mi ha messo più ansia, ed è anche un po' riguardo a questo, non è il fatto di quello che le succedeva o quello che le accadeva, è pensare, cioè, che fosse così distante da me, ma che potesse essere vero. Cioè, mi metteva l'ansia pensare che nelle donne, anche se non tutte insieme, potesse capitare, cioè gli potessero anche solo una alla volta succedere una di queste cose, che alcune sono prettamente, penso, del atmosfera di quello che può provare una donna, ok? Quindi nella mia testa è un po' venuto il pensiero, ma se l'avesse fatto un uomo su un uomo, cosa sarebbe venuto fuori? E mi piacerebbe tantissimo sentire appunto il parere delle donne riguardo a questo film, perché a me ha fatto più star male il fatto che io non fossi a conoscenza di alcune delle cose che possono mettere così in ansia, di certe dinamiche più loro. Allora, volevo dire che se un blog non è più online, solitamente lo trovate sulla Wayback Machine, cioè sto sito che archivia tutti i siti internet mettendoli anche su una timeline con le modifiche e archivia un po' di tutto. Grazie. Che poi con un assist così. Tra l'altro aggiungo solo che, tra l'altro, insieme anche a quello che ho detto prima, anche il modo in cui viene presentato, diciamo, tutto l'universo un po' di attivismo, femminismo, gender studies, qui è come se un po' quasi venissero messi, non dico la berlina, però diciamo che c'è l'ottica dei genitori che ovviamente non hanno idea di cosa sia questa cosa, e poi c'è anche un po' il modo in cui ne parlano invece la protagonista o anche l'amica, e appunto anche qui mi sembra che venga problematizzato abbastanza, no, questa cosa, cioè il fatto che lei appunto non sappia bene che cosa voglia fare nella vita, però vuole fare un po' l'attivista, vuole fare la femminista, sta cosa che studia il gender study al college, quindi diciamo che viene un po' anche qui problematizzato tutto quanto. Poi non so se qualcuno qua faccia gender studies, non so. No, niente, potevamo avere un insight. Niente. Basta. Sì, volevo anche dire un'altra cosa. Devo dire, non si scollava dal microfono e dopo. No, non è che mi sono affezionato. Sì, per quello che dicevi tu, il film mi ha ricordato un po' La persona peggiore del mondo. È un film che mi è piaciuto molto. Infatti mi è piaciuto anche questo. E devo dire che io non... Domanda Genze. Sì. Quando abbiamo proiettato La persona peggiore del mondo? E non c'ero, purtroppo, quindi no. Però sai che l'abbiamo proiettata. Certo. Sappiatelo. Era d'estate, mia sorella era venuta a trovarmi e quindi non potevo venire. Ma c'era un'occasione particolare a Castelfranco. La risposta nei commenti, nell'infografica, nel qualsiasi cosa scriverà Luca Antonelli. Proseguiamo, scusate. Sì, quindi volevo dire che riguardo al commento che è un film un po' moderno, non lo so, io non l'ho visto tanti elementi di modernità, a parte la madre, che è una madre fintamente supportiva. Mi sembra
un tipo di genitorialità molto odierna, nel senso che quando mi sono laureato con 2 anni di ritardo, mio padre mi ha detto: ah, non pensavo che ti laureassi. Quindi mio padre è un po' persona più vecchio stampo. E invece adesso si tende a supportare i figli, però poi tagliando fuori effettivamente la difficoltà, la figlia non riesce a comunicare niente di negativo alla madre, e mi sembra che i rapporti con i genitori ultimamente siano così. L'altra, volevo fare una domanda riguardo al simbolismo. Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che la cultura ebraica dia molta importanza ai simboli. Il film inizia con 2 persone che fanno sesso, lei lo chiama papà, daddy, e poi chiama sua madre parlando di una persona morta e nominando suo padre. Quindi mi sembra che ci sia un'attenzione a qualche dettaglio. Un altro che ho notato era la protagonista si taglia sulla calza, fa, non so come si dice in italiano, una broda, una rosta, una crosta, insomma, e quando vuole fare sesso col protagonista in una situazione in cui non dovrebbe, se la gratta. Un po' come quando non dovresti fare quella roba che ti devi grattare, però è così bello. E volevo chiedere se qualcuno ha notato qualche altra sottigliezza. E poi vi volevo dire che c'è una canzone molto bella dei Cani che si chiama Perdona e dimentica. Volevo leggere 2 cose. Vergognati di collettivi sul post-patriarcato, hai sempre voluto essere la femmina del capo. Poi vergognati del sesso, e non perché l'hai fatto, ma per averlo usato sempre soltanto come merce di scambio. Anche questa è una canzone moderna che tratta di una persona un po' terribile e cerca di farlo da un punto di vista in cui non vuole giudicare troppo. E mi sembra che anche il film parta dalle stesse premesse. Vabbè, questo volevo dire. Niccolò Contessa è stato finalmente menzionato. È successo. Grazie. Beh, complimenti perché bellissima analisi, devo dire, veramente. E no, beh, io sono nuovo, quindi prima di tutto volevo dire complimenti perché bravissimi. E no, niente, io ho trovato particolarmente ansiogeno il fatto che non dicesse la verità. Cioè il fatto che tenesse dentro tutte queste informazioni anche abbastanza sensibili, a me proprio mi metteva il pepe al culo, come si dice. Perché io tendenzialmente di mio, cioè sarei una persona molto trasparente di base. Quindi vedermi una realtà diversa in questo modo così preponderante, in questo luogo in cui si accumula tutto, tutti i tuoi cazzi sono lì, letteralmente, è abbastanza particolare, cioè mi è piaciuta veramente tanto. E la sequenza a livello tecnico che io ho trovato molto interessante è quando lei perde il cellulare e torna dai genitori, dove diventa un horror subito. Cioè Dario Argento, Mario Bava arriva, cioè tutto giallo e lei sembra fatta di LSD, però invece è tutto reale, e quindi è stato veramente una figata quella roba lì. E poi secondo me è interessantissima e molto generazionale, quindi mi lego anche al tema che è uscito prima, la modernità, no? Cioè la sessualità usata anche come diceva il ragazzo prima, che non so come ti chiami, ecco, Samuele, che mi sembra che ne sappia parecchio. Cioè la sessualità appunto usata come mezzo per bloccare tutto, cioè i sentimenti, che è un paradosso in realtà, però proprio il fatto che io non esprimo quello che voglio, perché poi quello che succede anche con la ragazza Claire di The Bear, che l'ha visto, è uguale tra l'altro, cioè lei fa il casting solo per quei ruoli lì, però vabbè.
Però anche quella lì è una scena abbastanza emblematica, cioè nel senso lei proprio decide di non affrontare i suoi problemi e fino alla fine, da quello che io ho interpretato, non lo farà. Quindi in realtà è anche un finale molto durissimo, cioè è proprio un film che ti fa ridere ma ti spezza le gambe. Quindi bella scelta, giornatona direi. Posso allora viene da ridere perché, vabbè, per chi mi conosce sa che mi piace lamentarmi. Eh, e no, no, dopo una serie di, anche ai fini del podcast, lo faccio solo per quello, dopo una serie di commenti super positivi, ci sta una voce. No, sincero, non posso dire che non mi è piaciuto il film, però al contempo non mi ha fatto impazzire, cioè non mi ha detto nulla, tra virgolette, nel senso che mi è piaciuto dal punto di vista tecnico, cioè rendeva bene la suspense con le musiche e tutto quanto, però a livello di trama non lo so, cioè non sto dicendo che non voglio sminuire il fattore dell'ansia che è centrale nel film, però al contempo faccio veramente fatica a immedesimarmi, non perché non provo ansia, ma perché questo tipo di, forse di situazione o quant'altro, mi sembra lontana anni luce. Cioè, forse perché qualche anno in più, comunque la generazione cambia un po' e presumo che l'attrice aveva intorno ai 18, 19, 20 anni forse nel ruolo. E non lo so, cioè tutto questo, anche il discorso del cellulare, cioè l'ansia, l'angoscia totale perché non trova il cellulare. C'è il motivo, però al di là del motivo è proprio un problema molto moderno, molto attuale, cioè l'essere costantemente collegato al cellulare. Cioè penso che anche se non ci fosse stato tutto il contesto, ok, dell'essere scoperta o meno, l'ansia sarebbe stata uguale, ok? Perché il cellulare oggi è tutto. E non lo so, mi ci vedo un po' distante da questa cosa. E in più il fatto che questa suspense continua a crescere ogni volta per poi sedarsi e ricresce e di nuovo torna giù, con un finale che sì, mette tutti insieme lì chi deve sapere, cioè i diretti interessati sanno, ma nessuno dice, c'è quel so ma non so, ma non voglio, meglio se non so, meglio se non faccio finta di non sapere. E non lo so, sarà che io sono un po', tra virgolette, forse vecchio stile e per me l'eroe deve morire alla fine. Se no non è un eroe, ok? Cioè, eroe, protagonista e quant'altro. E il fatto che alla fine finisca bene in un certo senso, cioè lei che riparte per mano così, io mi spiace andare contro, però l'ho visto quasi come un lieto fine, cioè della serie, ok, andiamo tutti insieme, ma in un certo senso ognuno per la sua strada. E tutto finisce là. E quindi l'ho visto un po' riduttivo, cioè il tutto non si conclude realmente, si conclude senza concludersi. Quindi non lo so, non so neanche perché ho raccolto le idee nel mentre, quindi ho fatto un po' così. Allora, oddio, sento il rimbombo, ok. Allora, a me il film è piaciuto e non so, secondo me io sono d'accordo con quanto detto sul fatto che cosa sarebbe successo se ci fosse stato un bad ending, cioè se invece nonostante tutta l'ansia che abbiamo alla fine del film, mille incognite su come farà questa ragazza, poi che scelte farà nel futuro della relazione, cose così. Cosa sarebbe successo se invece che vedere questa luce nel stringere la mano dell'altra ragazza ci fosse stata una scena finale più peso? Questo me lo sono chiesta, cioè la scena finale era un buonismo o magari il cuore eterno di una scelta da regista oppure non lo so, sì, questo sì, e a me comunque il finale è piaciuto, nel senso però questa cosa effettivamente mi è rimasta in testa. Invece si è parlato tanto del telefono, del cellulare, però secondo me si arriva a fine film che si è veramente come dire,
sia una stanchezza solo da tutto quello che succede in sto film, cioè nel senso si scende dalla macchina quando si arriva a questo post funerale e il padre fa una domanda e già questo, cioè una domanda semplicissima, dov'è il mio telefono? E questo subito scatena un botta e risposta fra padre e madre che è estenuante perché ogni cosa è motivo di discussione, no? Pesante. Poi si entra a questo evento e queste domande scomode che non portano nulla dai parenti, che credo che tutti prima o poi viviamo, e lei secondo me, prima si è parlato di sceneggiatura e del modo in cui proprio è stata interpretata la sceneggiatura, lei che cambiava voce quando parlava, faceva small talk con i parenti e poi c'era la sua vera voce. L'ho trovata veramente bella questa cosa e quindi le conversazioni con i parenti, vedere i genitori che si comportano in modi diversi con gli altri ma col te sono in un certo modo, casini con l'amica, tu che devi ricordarti che cosa hai detto con un'altra persona, cioè, e poi c'è il casino di non trovare il cellulare. E secondo me invece la scena ha veramente più peso, in cui mi sono immedesimata con la protagonista, è quando chiaramente la moglie di lui capisce che c'è qualcosa che va storto e comincia a spingere in braccio la protagonista, il bambino, non ho capito il gender di sto personaggio, scusate. Sì, esatto. E cioè lì veramente io credevo che a un certo punto la protagonista buttasse per terra il bambino, ci fosse un momento di tensione che finisce, non il vaso ma il bambino. E quindi sì, secondo me si parla tanto del cellulare, però è tutto l'insieme che è veramente incalzante. Io volevo dire la mia verità nel fatto che secondo me la protagonista, fino a che non si trovava in questo tipo di situazione, le faceva comodo. Nel senso, lei ha fatto quello che stava facendo nella prima scena, anche perché gli dava, oltre che piacere, gli dava anche un bisogno economico. Quindi non riesco a concepire il fatto che dopo lei si trova in una situazione del genere e prova del pentimento. Se tu sei consapevole del fatto che hai uno sugar daddy e ti comporti con lui e, tra virgolette, hai un guadagno e lui è la tua spalla destra per il tuo futuro, non vedo il perché tu devi avere del rimorso nella situazione in cui dopo ti trovi. E quindi o tra virgolette hai fatto la stronzata ma te ne dovevi rendere conto prima, o è la tua vera natura il continuare a mentire a te stessa del fatto che insomma ti sei trovato in una situazione del genere, o che dici la verità e esprimi a tutti quanti il lavoro che fai, o sì, quello che stai facendo, non lo so, cioè lo trovo un po', a parere mio, ridicolo che dopo hai tutto questo senso di rimorso. Dopo ognuno ha la propria idea. Sono qua vicino. Cazzo, scusate. Se per caso durante il cineforum volessero dire una birra o acqua, qualsiasi cosa si voglia, perché non voglio rispondere, voglio dire una cosa a caso, quindi rispondo servi. Va bene. A proprio guaitare dal parquet. Stanno già parecchio. Non è successo dentro. Grazie. Allora, il film mi è piaciuto molto, come qualcuno ha già detto, bene, l'ho vissuto come un horror, veramente, cioè quando la ragazza la protagonista si è messa a piangere, a me veniva da piangere, veramente, perché non lo so, tutto l'insieme, la situazione che si era creata con suo tizio, la questione dei parenti, veramente, l'ho vissuta molto male, molto molto male questa serata, e cioè, ma in senso buono. No, però ora mi sento meglio. E cioè, io l'ho trovato un film molto femminile, nel senso che ho percepito tantissimo il female gaze
del film in generale, e una delle cose che mi ha fatto più stare male è stata la scena in cui lei va in bagno di nuovo con questo tizio, perché secondo me rappresenta, non lo so, cioè tutto il film in generale rappresenta un modo molto femminile di vivere la sessualità, cioè almeno in cui io mi sono immedesimata, cioè, e tutti questi meccanismi direi perversi, tossici, del tipo sono in una situazione orribile, mi fa schifo questo tizio, mi fa schifo il suo bambino, mi fa schifo tutto, però comunque io per qualche motivo lo stesso ci vado in bagno, è stato terribile, per cui non lo so, terribile però bellissimo, grazie. Grazie. Allora, adesso che sono un maestro di Kung Fu, no, in realtà non dovrei esprimere un'opinione perché ho visto solo metà del film, però ormai ho il microfono, quindi pace. No, mi ha fatto quasi tenerezza lei, in realtà, perché mi manca la prima parte, quindi potrei sbagliarmi, però mi sembrava come se fosse molto infantile nel corso del film, nel senso, lei comunque è una persona adulta, sta cercando di trovare una sua dimensione, di crescere, quindi non è semplicemente che va in giro a avere rapporti sessuali con uomini, ha dubbi sul suo lavoro, su quello che sta facendo, come dire, dei sospetti legittimi che tu abbia appena compiuto 20 anni o che tu ne abbia quasi 40. Però nonostante tutto mi dava un che quasi un po' infantile, come un bambinesco, non riuscivo a capirlo, e un po' l'ho colto nella parte in cui per prendere il bambino in mano fa cadere il vaso, che non so se vi è mai successo da bambini di fare tipo una cazzata, eventi tra parenti, non so, far cadere tipo le ceneri della nonna, e la prima cosa che vi viene da fare è cercare di rappezzare tutto subito, di risolvere la cosa nel modo migliore possibile, e lei esattamente, esatto, cercare di ricostruirla il più possibile, tipo un puzzle difficile non lo sai fare da bambino, hai capito? Ma soprattutto se ebrea si può dire, no, perché su YouTube, vabbè, cancellilo. No, però, scherzi a parte, cazzate a parte, il fatto che cercasse di radunare i vetri, conscia del fatto che fosse inutile, il fatto che si mettesse a baciare i libri, che per quanto sia una pratica per mandare via la sfortuna dell'aver rotto qualcosa di vetro, sembrava non ascoltare quello che stava succedendo, e mi ha dato molto l'idea di essere quel bambino, perché lei di fatto è anche una delle più giovani di personaggi all'interno del film, mi ha dato l'idea di essere quel bambino, che è una situazione che come magari da adulti ma anche da bambini abbiamo vissuto, di incontri di famiglia, di essere a maggior ragione non in grado di capire quello che stiamo vivendo. Dopo lei aveva delle motivazioni anche più importanti, più serie, perché c'erano degli argomenti scomodi che non potevano trapelare, come il fatto che avesse una relazione con un uomo sposato, però mi ha dato come la sensazione di quando si era bambini e si avevano i propri segretucci e ci pensavamo di essere come ci pensavamo di essere, credevamo di essere, esatto, tipo delle chissà che adulti, chissà che persone cresciute, ma che di fatto mancava ancora molto, e che per questo motivo veniva quasi usato come per ridurre la sensazione che accusavamo di essere meno adulti. E non so, ci sono questi piccoli elementi in cui lei sì è una quasi donna, però sembra quasi un bambino in una festa di Natale, una festa di compleanno, in una situazione che è adulta, ma che di fatto non lo è, perché alla fine non c'è nulla che lo renda più stupida, più, come dire, misera rispetto al resto. Però sì, sembrava piccolina, come dire, mi ha dato questo senso qua, però al film non mi è piaciuto tutto ciò. Di chi vai. Grazie. Ciao. Grazie Thomas. Ciao. Ecco, birra. Entrata gratis, uscita a pagamento. No. Non è vero, ho pagato 5 euro la prima volta. Poi. Grazie, mi sento un po' in ansia nell'avere in mano il microfono e parlare, però ci provo. La sera particolarmente. Allora, vorrei farvi i complimenti perché è bellissimo vedere ragazzi giovani come voi portare avanti un progetto del genere. Mi sembrate tutti brillantissimi, quindi vi faccio i complimenti. Mi vorrei soffermare sul fatto che secondo me è bello vedere come ognuno di noi faccia un focus su una cosa che l'ha colpito, ad esempio lui sulla menzogna, lui invece sul discorso del telefonino. Per me invece mi sono molto sentita partecipe dell'ansia della protagonista.
ansia che secondo me è molto femminile e l'ho vissuta legata alle aspettative che tutti avevano su di lei, su quello che la società richiedeva, sulle etichette che vengono date sia per quanto riguarda la sessualità che il tipo di lavoro che dovresti fare piuttosto che come dovresti comportarti. E quindi rispondevo anche a quello che ha detto il ragazzo, che cioè, per me è proprio una cosa molto femminile questo tipo di ansia. E mi è piaciuto molto, il film mi è piaciuto molto, sia per come era girato che come per la storia che portava avanti. E il finale, a me, questo finale tra virgolette dolce, è piaciuto perché mi ha dato l'idea della speranza che anche se ci sono tutte queste ansie nella vita, ci può essere anche un risvolto positivo e una speranza per il futuro, ecco. Ne viene. Ecco, sì. Grazie. Prego. C'era io? Ecco qua, ok. Anche tu? Ok, beh, te lo lascio qua allora. Sì. Certo. Scusate, ho preso confidenza con questa cosa. Allora, io in questo film ho percepito... Scusate, ho malinterpretato. Vado prossimo. No, ma non l'avevo visto. Scusami. No, ho sbagliato io. Allora, io ho visto soprattutto il racconto di un disagio, nient'altro. Un disagio non voluto da lei, che gli è capitato addosso, su cui non ha potuto fuggire, ci ha tentato. E il luogo migliore è proprio una cerimonia religiosa dove il moralismo è di fondo. Tutti sono lì per dovere, perché è morto un qualcuno, poi del morto a nessuno gli frega niente, perché chi è sto morto? Io non ho capito, hanno anche detto. E quindi questo disagio che va all'infinito e quindi è una denuncia al moralismo e al moralismo religioso. Una seconda cosa, è vero che è quasi tutto gli attori sono le attrici, sono tutte attrici. Ci sono due maschi, ma fanno il ruolo di contorno, di oggetto così occasionale, tanto per raccontare qualcosa di più. No, perché, scusa, sia lui e sia il padre di lei, sono due macchiette a un certo punto, due uomini imbarazzati, non so. Ma anche le donne non sono tutte salvate, perché ci sono 3 tipi di donne là dentro. C'è le madri e le zie che in fin dei conti sono delle grandi pettegole e anche a volte un po' si lasciano andare. Poi c'è la moglie col bambino, che però è la donna arrivata, giovane ma arrivata, e c'è lei e l'altra ragazza che erano già fuori da questo mondo degli adulti, che già vivevano una loro relazione, o hanno vissuto una relazione intima, affettiva. Quindi bello questo gioco di intrecci, basta. Grazie. Grazie. Sì, ecco, non voglio interrompere nessun altro. No, io volevo un attimo soffermarmi sul finale, perché secondo me, cioè adesso non voglio essere un rompicoglioni, però, nel senso, cioè secondo me, per come l'ho vissuta io, però non è proprio lontanissimo dall'essere un finale buono o un buon finale per la protagonista, soprattutto secondo me, perché soprattutto pensando alla prima scena, cioè che secondo me è anche l'unico momento in cui è felice o più o meno, a parte il rapporto diciamo intimo, però era tranquilla. Secondo me il finale proprio invece finisce con lei che è in rovina un po', cioè nel senso gli sono crollati tutti i palchi e se prima non sapeva chi era, adesso proprio non sa niente. Cioè io l'ultima scena di loro che si tengono la mano e la ragazza di giurisprudenza, che non mi ricordo come si chiama, la guarda e invece la protagonista guarda il vuoto davanti, cioè proprio una dichiarazione di
non so cosa farò, cioè secondo me è proprio un finale che ti toglie la speranza invece, però questa è chiaramente una mia interpretazione e basta, ecco. Grazie. Posso passare al collega? Ci conosciamo. No, secondo me invece è un nuovo inizio. Io l'ho visto come un nuovo inizio, cioè ha toccato il fondo, il baratro. Nel momento in cui si è messa, ha rotto il vaso, si è messa a piangere, era disperata. Però la madre e l'amica sono andate a consolarla per farle capire che comunque non era sola in realtà. C'era qualcuno che le voleva bene, le vuole bene. Quindi io l'ho vista un po' come cioè un nuovo inizio per la sua vita, un nuovo punto di partenza dove ricominciare, dove ricostruire. Però, Sì, grazie. io l'ho vista così. Certo, ragazza qui, se Io- vuoi... Sì, grazie. Grazie per aver organizzato questa serata. Si vola. E niente, io mi ricollego a te con quanto hai detto rispetto, sì, al tema dell'identità, che a me in realtà è molto caro. Anch'io ci vedo una tematica cara. E per me è stato interessante in generale la complessità all'interno del film. È stato interessante, sì, la suspense rispetto alla mancanza di informazioni e anche al continuo gioco di scambi di ruoli e di poteri all'interno del film. E io nel finale ci vedo una speranza nella domanda della amica, della persona vicina, e cioè del perché l'hai fatto. Durante il film ognuno ha portato quasi un'informazione rispetto alla protagonista, o la protagonista ha trovato delle informazioni per ciascuna persona all'interno del film, in relazione a ciascuna persona all'interno del film, tanto che la domanda che mi sono portata dentro è stata: ma chi è questa persona alla fine della storia, no? E per cui per me la speranza alla fine del film è la domanda, cioè chi sei, perché l'hai fatto, cioè andare a chiedere, no? A comprendere le ragioni, al di là di qualsiasi deduzione che tu possa fare, delle aspettative che tu puoi avere rispetto a delle persone, puoi entrare in contatto con quella persona, e per me è stato molto importante quella parte lì. Grazie, Grazie a voi. grazie. Allora, non lo so che il titolo è Shiva Baby, quindi probabilmente un gioco di parole con Sugar Baby, quindi verosimilmente è lei la protagonista, riferito a lei. Però Shiva Baby, no, prende tutte quelle persone che erano lì a appunto a quell'evento. E secondo me prima si diceva il fatto che lei ha modi quasi infantili, sembra quasi che non sia non è più una ragazza, ma forse non è ancora una donna, no? Modi un po' infantili. Però secondo me chi è che dei personaggi che abbiamo conosciuto non è infantile in qualche modo, cioè tutti fanno un po' finta di essere un qualcosa che non sono, i genitori che hanno scazzi fra di loro, no? Però poi fanno finta che vada tutto bene, che lui che pulisce il van, anche Maya, quel momento in cui urla alla madre, tutti un po' fingono. E poi, non lo so, e tutti hanno dei segreti che però paradossalmente non sono, come magari si diceva prima, non mi ricordo chi, così leggeri, no? Qualcuno diceva, non mi ricordo chi, qualcuno diceva che sembra che la protagonista abbia dei segreti peso, che fa finta di avere cose peso nella sua vita, ma in realtà sono cose un po' leggere. Però cioè, il suo segreto potrebbe sfasciare una famiglia paradossalmente, cioè se la fa con un uomo sposato che ha un bambino, una moglie. E paradossalmente anche gli altri hanno segreti peso, cioè
io non ho capito se i genitori della protagonista siano divorziati, cioè io ho capito che lui dorme in macchina, cioè o comunque è un rapporto che non va benissimo, quindi cosa direbbe la comunità se scoprissero cosa succede effettivamente a porte chiuse in ogni famiglia? Non lo so, questa è una riflessione che mi è venuta. E poi, non so, si parlava prima di simbolismo, una cosa molto basic, ci siamo arrivati tutti, ok? Quindi niente di wow, però tipo Shiva Baby, appunto Shiva nella cultura ebraica è il lutto e forse anche passare questo lutto, quindi alla fine lei che cade per terra, piange, appunto come si diceva prima, magari una rinascita, magari no, non lo so. Questo. Grazie. Bello, grazie. Sì, facciamolo. Sì, certo. Non abbiate paura. Non avete paura. Non so se c'era qualcos'altro, forse. Io, perché in questa... Ciao, ragazzi. In questa terza stagione, possiamo dire terza stagione, Diciamo. c'è stato detto, no, mettete un timer, quindi abbiamo dei temi. No, vabbè, ovviamente, però siamo quasi in dirittura. Siamo quasi. Esatto. Vai. Allora, innanzitutto vi ringraziamo. Non è finita. No, però per essere rimasti e rimaste fino a quest'ora, comunque non è facile, a volte ce ne rendiamo conto, vuol dire che comunque c'è un interesse e c'è una dedizione nei confronti di quello che stiamo facendo, o anche dei vincoli sociali, va bene, è ok, però è comunque una cosa molto bella. Quindi ho la facoltà di dire un applauso. Oh, ok, un applauso. E quindi se Sebastiano ha detto ciò che ha detto è perché siamo in chiusura. Però non volevo proprio... però... Posso... Stavo anticipando la chiusura. No, ho detto... Stiamo avendo dei tempi, anche noi abbiamo una presentazione, bla bla, quindi però c'è sempre tempo per qualcuna se mai volesse intervenire. Non sto sicuramente chiudendo. Vai. Cosa ultimamente va. A me la scena che ha colpito di più comunque è stata quella di quando lei esce dal bagno dopo essere stata inzaccherata dall'amante che... No, esiste. Bellissimo. Esiste. E praticamente si trova in mezzo lei con la camicia bianca tra la madre e l'amica della madre vestite in nero, che fa un contrasto veramente fantastico di lei che viene quasi oppressa con questo nero che continua a sovrastare la camicia bianca e si avvicina sempre di più la telecamera finché e man mano che la telecamera si avvicina e passa da un mezzo busto, un piano americano, a un primo piano, il dialogo tra l'amica e la madre diventa qualcosa che non ha minimamente senso. A me quella scena è piaciuta un sacco perché a un certo punto leggevo i sottotitoli e il mio cervello mi stava cominciando a colare dalle orecchie perché cercavo di capire cosa stavano dicendo e penso che anche la protagonista avesse pensato lo stesso. No, niente, ora siamo in chiusura. Io volevo dire una cosa. Perfetto. E volevo dire una cosa e poi... Ultimo giro, esatto. Vabbè, non dovevo dire questa cosa del tempo, scusate. Ha portato un po' di peso. È peso, fra. No, io volevo dire in realtà una cosa sul finale, che dato che c'è stato un bello scambio di idee, volevo dire quello che è secondo me. Vediamo se riesco. Comunque... il film è finito. Andate in pace. Dobbiamo chiudere. Io sono più d'accordo con te che con gli altri, però sempre quella roba dipende in realtà. Perché, cioè, sì, è un finale negativo, perché lo è. Però, cioè, vorrei magari più pensare all'aspettativa che tutti noi magari abbiamo su questo tipo di finale, perché almeno a me, dopo averlo visto un paio di volte questo film, cioè appare chiaro il fatto che non sia un film, una narrazione che proponga il classico viaggio dell'eroe con l'universo, cioè il microcosmo dentro questa casa che viene
dipinto, ciao, che viene dipinto, ciao Gabri, scusami, ero nel flow, porca puttana, mi state... Gabriele e Questa volta che provo a dire Sebastiano, sta che cosa, raga, è nomi difficile, è comunque difficile. belli. Ciao Gabri comunque, Come grazie. riempiono la bocca. Vediamo bene. Applauso per Gabri. Vabbè, Se n'è andato. questo intervento è più difficile previsto. No, e quindi sì, e in questo, cioè in tutto questo, queste dinamiche che ci sono nel film, e per come va il mondo di questo film, e per come va il ritmo di questo film, e tutte queste cose, cioè mi viene anche da dire, ma come ti aspetti che finisca, no? Cioè, ma che è un po' la cosa quando le zie ti chiedono, ma che cazzo ti devo dire, no? Ma come cazzo vuoi che finisca questo film? Perché... cioè, di fatto si torna allo stesso casino che c'era prima, se non un po' peggio, però cosa ti aspettavi dalla scena prima? Che si risolvesse tutto con un'asola e allora lei risolve tutti i suoi problemi e sono tutti felici? Cioè, secondo me non è così. Quindi l'unica cosa appunto che può essere di positiva è che lei, anzi c'è una confusione ancora maggiore rispetto a quando il film è iniziato, perché c'è una sorta di arco, e lei magari ha una consapevolezza diversa, mi viene da dire, in questo. Però, cioè, a me è piaciuto molto che anche gioca sul fatto cioè, di usare questo ritmo e questa tensione come forma, cioè come pretesto per dire delle cose, però mettendo dentro questo personaggio che è molto... cioè, a me viene da dire molto contemporaneo, è immobile quasi, no? Cioè, immobile, è passivo, cioè, senza esserlo. Cioè, è passivo a livello di azione e di eventi che capitano, ma cioè, è complesso questo personaggio, è tridimensionale, cioè, è rotondo. Per me, cioè, a me questa è una cosa che è piaciuta, no? Anche, vabbè, ultima cosa dico, poi basta. Che parlavamo di se è moderno o no questo film e tutto. Cioè, a me, secondo me, è molto importante questo film perché è un film che rappresenta, cioè, parla di questa generazione. Magari, ok, tu non sei d'accordo perché non parla di te o non parla di te in senso stretto, però parla di qualcuno che potrebbe essere un tuo amico, un tuo conoscente o un amico di un amico, uno che ti sta sulle palle, però che fa parte della tua contemporaneità. E questo cioè, è questa la chiave, secondo me, no? Perché basta film che parlano di te. Ci sono anche gli altri. Boh, non lo so. Ci sono pochi film così, no? Lui ne ha citato uno prima, perfetto, no? Però quanti ce ne sono così centrati? Cioè, quello che ha detto lei, secondo me, è fondamentale. Cioè, uno sguardo. Cioè, c'è uno sguardo che magari non è quello che ti piace al 100%, però è uno sguardo. Risposta brevissima, ma non è che magari la cosa più moderna che stiamo facendo adesso è over esagerare un po' come dire, la visione del film in generale, perché capisco chi lo veda come un finale negativo, un finale positivo, ma di fatto, cioè, sono le vicende di una giornata. A tutti noi è capitato di avere il giorno che è finita male e se morissi il giorno dopo sarebbe il finale cattivo, se andasse bene sarebbe un finale positivo. Ma secondo me la cosa più moderna, prima che mi strappi il microfono o le corne, è proprio il fatto che il film ti induce a overfincare, o come direbbero in italiano, pensare in maniera eccessiva una giornata. Cioè, che cazzo, alla fine è lei che è andata un giorno male, magari il giorno dopo, boh, andrà meglio, troverà un lavoro da Eurobrico. Sì! Cazzo. Abbiamo vinto! Oppa! Cioè, non lo so, rispetto alla contemporaneità sicuramente un elemento c'è, cioè secondo me che è palpabile, però è anche vero che la situazione è abbastanza universale e che il ciclo si ripete e che in un certo senso la natura delle famiglie rimane sempre la stessa, e cioè c'è una continua produzione di questo genere di situazione. Poi che sia una cosa che è più... cioè che è più nostra perché l'orizzonte è diventato un pochino meno sicuro rispetto a quello dei nostri genitori, probabilmente sì.
Però allo stesso tempo, cioè, la morale negativa del film, secondo me, quello che è veramente doloroso è per lei scoprire che tutto nella realtà degli adulti comunque è consolatorio. Cioè, nel momento in cui tutti credono a qualsiasi tipo di menzogna, in effetti drammaturgicamente è anche strano che lei si renda conto solo a metà di avere un potere di ricatto su di lui. Cioè, però questa cosa è molto ebraica, quindi non... In un certo senso, non so, prima qualcuno diceva che lei vuole soffrire in un certo senso, però la possibilità del bene è sempre commisurata alla capacità di entrare in contatto con quel tipo di cosa che lei prova, e non c'è mai. Cioè, lei non ha lume, e a un certo punto è bellissimo, secondo me, che quando rompe il vaso si metta a baciare i libri. Quella, secondo me, è la scena più commovente del film, perché a un certo punto, cioè, chi cazzo ti devi rimettere? A Dio, forse? Nel senso, cioè, non... sei talmente senza speranza che l'unico aiuto che ti può venire è trascendente, cioè, quindi baci i libri e stai zitta. Cioè, io la trovo una roba... Sì, cioè quel momento che mi ha raccontato quasi en passant è abbastanza sublime. Ripeto, secondo me il fatto che si giochi sulla percezione della negatività o della positività, il finale, è dovuto al coefficiente di menzogna che siamo in grado di accettare, però probabilmente sai che c'è, probabilmente il mondo degli adulti funziona comunque così, quindi paradossalmente potrebbe anche essere un finale positivo, paradossalmente, però c'è una scelta dietro a questa cosa, e il bello è che non c'è risposta e quindi è bellissimo. E con il terrore, esatto, noi che, vabbè, il terrore è una cosa anche questa molto ebraica, secondo me. Vai pure, adesso ti passo il microfono. Tranqui. Allora, ciao, è un po' imbarazzante, non guardatemi, vi prego. Guardate loro. Allora, per me non è stato un film in cui lei è una persona, come si dice? Cosa volevo mettere? Vai, no, aspetta, lei non è... È una alveare, è un po' un... Lei non è una bambina, secondo noi. Cioè, nel senso, secondo me lei vive la vita di tutti i giorni di noi ragazze, e solo perché voi non la vivete, non è giusto giudicarla piccola, secondo me, perché tante volte noi facciamo cazzate e ce ne pentiamo, ma questo non vuol dire che sia stata pensata inizialmente come una cosa da poco. Cioè, nel senso, lei non sapeva che lui era sposato e che esatto, aveva una c'era una figlia. menzogna anche dall'altra parte. Esatto, cioè non è l'unica che fa cose sbagliate qui dentro, e quindi non è giusto additarla, ok? E adesso passo la parola a lei, perché prima ha fatto un commento molto bello e No. volevo che lo sentiste. Le chicche di fine serata. Allora, non so se questo commento è effettivamente Dov'è? molto Dov'è? bello, ma stavamo riflettendo su il sesso all'interno di questo film. Il fatto che quando l'amica le chiede ma perché l'hai fatto? Lei risponde beh, perché era facile e perché mi piaceva il potere, parafrasando, no? Cioè, secondo me questo è un aspetto chiave all'interno del film, perché tutti quanti i familiari e presenti al funerale la trattano come una bambina, al punto da cantarle addirittura una ninna nanna ad un certo punto, mentre lei al suo sugar daddy si era presentata come una studentessa di giurisprudenza che aveva comunque le idee molto chiare sulla sua carriera futura, che usava quei soldi per mantenersi negli studi, quindi anche una ragazza indipendente che non doveva contare sul sostegno di nessuno, e invece poi quando i genitori parlano di lei emerge che viene mantenuta, che non ha molto le idee chiare su quello che vuole fare, che stanno cercando di piazzarla come azzeccagarbugli in qualsiasi ufficio di qualsiasi parente alla lontana pur che faccia qualcosa. E quindi secondo me questa relazione che lei aveva con quest'uomo sposato era un po' la sua chiave d'accesso a una vita che per lei era solo immaginaria, cioè una vita in cui tutto era molto più chiaro, in cui lei era una persona più forte, più decisa, più cool, no? E poi tutto questo si stava pian piano sgretolando quando si è resa conto che la realtà dei fatti era molto diversa, che lei magari non aveva tutta quanta questa forza come pensava di averla avuta dall'inizio. E quello che io ho trovato personalmente molto interessante è che appunto all'inizio sembra essere lei quella che è in difficoltà per aver mentito, non lui, anche se
era lui quello sposato, era lui quello che aveva un bambino di 8 mesi, non sappiamo quando la 18. relazione... Ah, 18, scusate, non so dare l'età ai neonati. Cioè, in cui non si sa quando questa loro relazione sia iniziata, quindi può anche essere, no, che il bambino fosse anche appena nato quando avevano iniziato a frequentarsi e che lui spendesse i soldi di sua moglie, perché dopo, quando lui all'inizio, no, nella scena iniziale, lui si comporta molto da daddy, tra virgolette, cioè ha un atteggiamento molto dominante nei suoi confronti, le fa questo regalo, questo braccialetto incredibilmente prezioso che poi si scopre era di sua moglie, quindi manco l'ha comprato apposta. Quindi insomma, secondo me emerge un po' questo costante ribaltamento in dinamiche di potere fra lui, lei e i suoi parenti, però sempre nella confusione di una persona che comunque sta crescendo, sta cercando di capire il suo posto nel mondo e sta cercando di cioè di fare i conti con un sacco di cose, e l'unica dimensione in cui sembrerebbe avere una relazione paritaria è proprio la relazione con la sua amica, in cui lei non ha bisogno di artifici, non ha bisogno di mandarle foto osè sul telefono, ma semplicemente viene presa dalla passione anche in modo un po' maldestro, un po' comico, quando si baciano cioè fuori nel cortile, mentre dentro ci sono tutti i parenti che non sanno nulla, no? Quindi sì, secondo me è molto stratificato, molto complesso come viene mostrato questa sorta di crescita di questo personaggio, anche se è solo un giorno, in realtà c'è una bella giornata intensa, insomma, per lei. Quindi questo è stato il nostro pensiero a tre, ecco. No, Non so vabbè. se l'ho espresso Allora, bene. la roba... Ecco, la roba figa di Genze è che non sai mai quando arriva il sugo. E il sugo può arrivare sempre. Quando finisce il dibattito. Non sai mai. Ma sta per finire perché Allora, dalla regia ormai ci purtroppo, hanno detto la cucina Luca Antonello, chiude, che è già matto, chiusa. ci impone di finire. Allora facciamo grazie a tutti e tutte. No, per veramente, i- ottimo. Un altro applauso. Allora, Normalmente normalmente abbiamo una piccola finestra finale sui un rituale consigli, di un chiusura. rituale Sì. eretico. No, No, consiste nel... no, neanche. adesso. Neanche. È un guilty pleasure. Dove consigliamo dei film che, se vabbè, poi lo capirete, questa Sì. volta saranno in forma succinta, Stretta. Esatto. E poi se chiudiamo vi è veramente. piaciuto... Descrivi il film in 10 parole. Allora, vai. Se vi è... Ok, ci siamo? 3, 2, 1, via. Se vi è piaciuto Shiva Baby di Emma Seligman, amerete... Oh, mamma, guarda che bei. Benissimo, secondo me. Allora, Vai. 10 parole, una frase breve per descrivere ogni film e poi Se ci salutiamo. vi è piaciuto... Ok, Carlo, vuoi parlare di Fast and tu? Hai una frase, soggetto, Ma solo... verbo, predicato. No, te. Vai. Beh, il sottotitolo è Festa in famiglia e sulla falsariga di quanto visto direi che può essere eloquente e segreti da nascondere a iosa. In realtà la stessa cosa si può dire anche per Happiness, e però con l'aggravante che tutto quello che succede in Happiness è estremamente grave ed estremamente imbarazzante, quindi è un film che fa ridere, ma fa ridere e ti fa sudare allo stesso tempo. Carnage. Faccio io anche tu, Carnage. Figlio 1 di coppia picchia figlio 2 di altra coppia. Le coppie si ritrovano in un appartamento a discutere. Ed è merda. Tanta. Sono 2 coppie. Le 4 persone, 4 grandissimi interpreti. Assolutamente. Chiudiamo- In mezzo c'è pure un austriaco, Christoph Waltz, che Vero? salutiamo. Salutiamo, ciao. Volevo dire una cosa in chiusura, anzi una cosa per chiudere, o qualcuno voleva dire una cosa? Ok, dico una cosa pre-chiusura, siamo proprio agli ultimi metri. Allora, che in realtà è una promo, e qua è la giocata, per la settimana prossima, per il prossimo film, perché Gli ultimi metri. un argomento, un tema che mi sta molto a cuore e che stasera abbiamo un po' indagato e che mi ha fatto molto molto piacere ascoltarvi, e apro un'altra parentesi, cioè che un bellissimo valore aggiunto di questo podcast, non scherzo, siete voi, sono i vostri contributi, ed è quando la gente, cioè ok, è bello sentire le analisi tecniche, noi che spariamo 2-3
boiate, ma anche 4 e 5 boiate, però ecco, è bello quando noi ci mettiamo, facciamo un passo indietro, facciamo diciamo un passo in retroscena e sentiamo voi. È stato veramente molto molto bello sentirvi stasera, poi appunto che riprendavamo da diversi mesi di vacanza, meritatissima tra l'altro. Per questo ho spiegato i 20 minuti in più. Ecco, ma i 10 minuti iniziali verranno tagliuzzati alla grande. Un applauso. Volevo dire, un attimo prima dell'applauso, volevo dire che l'argomento di visione femminile, di sguardo femminile in questo caso, ma anche attenzione venerdì prossimo, che spesso non si trova nel cinema. Se vi è piaciuto tanto, se avete adorato, io ho adorato questo film, anche se non ho mai detto, lo dico adesso. Se vi è piaciuto molto, comunque se vi è incuriosito questo tipo di cinema, questo tipo di visione, veramente ci tengo che veniate anche venerdì prossimo, perché c'è un film degli anni 60, fine anni 60, non so, anni 60 comunque, di una regista donna, troppo non vi posso dire, molto diverso da questo, sempre ambientato in una giornatona, e il film in questo caso è veramente un filmone. Quindi se siete venuti questo venerdì e vi è piaciuto tanto questo, fidatevi, non perdetevi l'appuntamento di venerdì prossimo. Detto questo, vai Seba. Andrea Piccini, signore e signori, come vende lui Coco della Disney? Non lo vende nessuno. Jean-Zé, putain Grande Jean-Zé. Andrea, no, venerdì prossimo tappa obbligatoria, film di una grandissima regista. Non andate via voi due, stiamo finendo. Grazie a tutti e a tutte per essere venute. Io mi sento solo di dire, dopo questo film, voglio meno persone che mi chiedono come va l'università e più persone che mi chiedono come va il Cineforum. Grazie a tutti e a tutte! Siamo